Sindaco, oggi è una giornata che rimarrà nei ricordi della comunità di Colle Umberto. Andrete a presentare i lavori di risistemazione e ristrutturazione della scuola. Quando sono iniziati questi lavori e quanti soldi, insomma, sono serviti? I lavori di fatto sono durati poco più di un anno, una sfida di adeguare sismicamente e apportare NZEB l'edificio con i ragazzi che hanno continuato a fare lezione spostandoli di piano in piano, quindi con grande collaborazione da parte di tutti, da parte del personale docente, non docente, dei ragazzi, delle famiglie, dell'impresa che hanno sposato questa idea. Gli uffici comunali hanno fatto sì che fosse possibile portare a termine questo che è in realtà una tappa intermedia di un cammino iniziato ormai diversi anni fa. Sembrava quasi impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Infatti, qua all'interno dell'aula magna della scuola, lei ha, insomma, fatto preparare anche delle foto d'epoca dell'edificio. Insomma, a quali anni risale originariamente la scuola? La scuola risale a metà anni 70 con ampliamenti come questa aula a metà anni 80, quindi abbiamo tra una 40-50 anni l'edificio, aveva bisogno di una messa a norma, ma abbiamo ritenuto che fosse doveroso per la comunità, oltre a fare una mostra non per farci belli ma per far capire cosa era stato fatto, dove sono stati spesi i soldi pubblici, perché sappiamo che qui l'opera è praticamente interamente coperta da finanziamenti regionali e in realtà europei per 1 milione e 1.750.000 per conto termico, e anche per restituire un'idea di una scuola che cammina nel tempo, di una scuola come organo costituzionale, di una scuola come centro pulsante della nostra comunità. Si può dire che quello di oggi è l'ultimo tassello di un lungo percorso? È un tassello di un percorso, non credo sarà l'ultimo. Prima di me, come sindaco, come amministratori, hanno messo mano alla scuola e oggi la consegniamo alle nuove generazioni perché tra qualche anno possono riconsegnarla a loro volta ai loro figli.